Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Vediamo insieme i titoli più rilevanti della mattina. In apertura il ferimento di un uomo ieri a Palermo, raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco nella zona del mercato Ballarò. Il 49enne non sarebbe in pericolo di vita, si indaga adesso per ricostruire la vicenda. La Procura di Agrigento ha deciso di aprire un'inchiesta sull'incidente mortale di ieri avvenuto a Montaperto. La vittima, Giuseppe Vinti, 20 anni, si trovava in auto con altri 4 coetanei, tutti di Raffadali. Il mezzo è stato sequestrato, era dapprima finito fuori strada e successivamente in un burrone. E c'è un'altra vittima della strada in Sicilia e ancora una volta si tratta di un giovanissimo, Danilo Rando, 20 anni, è morto all'ospedale Papardo di Messina a seguito di un sinistro che lo ha visto vittima nei giorni scorsi in via Consolare Pompea. Il giovane è stato investito da un'auto mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Il conducente è dapprima fuggito per poi consegnarsi ore dopo agli agenti. Rimaniamo nel Messinese, dove si è verificato un incidente sul lavoro a Capo d'Orlando. Un macellaio di 31 anni si è ferito all'addome con un grosso coltello nel reparto di macelleria di un supermercato del posto. Gravi le ferite riportate. E in chiusura la nuova nomina a procuratrice aggiunta di Catania per Iole Boscarino, attuale sostituta procuratrice generale del distretto etneo. Andrà a coprire l'incarico lasciato vacante da Francesco Pulleio nell'ottobre del 2024. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito, appuntamento stasera alle 19:30.